Allora, salve a tutti, bentornati in queste live di Reni J. Bentornati. Io ho lasciato un po' tutto così, i settaggi come stavano l'ultima volta, più di 2 mesi fa. Ho fatto l'ultima live a fine agosto e adesso eccoci qui, come vedete c'è anche un'intrusa che è la mia gatta, eccola. E niente, siccome si cominciano ad accumulare tante cose da fare e quindi è opportuno ricominciare con questo mio impegno che avevo cominciato poi tralasciato per tanti motivi, sia familiari che non, diciamo tante cose si sono avvicendate in questi 2 mesi. Siamo oggi infatti al 7 novembre del 2023, oggi sono le 11:35 qui da Roma Sud. Come vedete il gatto gioca pure con lo scotch. Che lo vuoi far cadere? Beh, lasciamo il gatto in pace e continuiamo a vedere ciò che dobbiamo fare oggi. Allora, vi volevo introdurre, oltre a dover fare un unboxing, vi volevo introdurre quelli che sono i progetti futuri. La mia idea era di portare avanti il format Sfogliamo insieme. Dobbiamo ancora ovviamente sfogliare diverse cose, che per esempio dobbiamo sfogliare ancora insieme questo vecchio numero 11 di Anime Cult, dobbiamo sfogliare insieme il numero 12 di Anime Cult, uno di settembre e uno di ottobre, ok? Prima che esce quello di novembre, che dovrebbe uscire il 21 novembre, esce ancora un altro numero, quindi ci dobbiamo sbrigare. Poi sfogliamo insieme anche del calendario Bim Bum Bam 2024. Dobbiamo fare uno sfogliamo insieme di qualunque cosa, perché io ho anche, come avete visto in altre live, una grandissima collezione di anime manga anni 90, quindi possiamo fare sfogliamo insieme senza andare a sfogliare singolarmente i volumetti, però io, avendo le collezioni complete, possiamo andare a vedere in live quelle che sono le copertine di tutti questi manga. Mi era venuto in mente. Sto ovviamente, come molti sanno, procedendo con l'archivio dei miei vinili. Come vedete sono tutti numerati. Questo per esempio è Peppino di Capri, ma come Peppino di Capri vediamo che vi faccio vedere anche qualche altra cosa. Queste sono le etichette che utilizzo attualmente per numerare tutti questi vinili, vedete? Tutti numerati, 2593, vedete? È un lavorone enorme, li sto aggiungendo tutti questi vinili, vedete? 2592, sono 6000 vinili da archiviare, so tantissimi, quindi sarà un lavoro che però potrei portare avanti parallelamente anche a queste live, che ne so, sfogliamo insieme i miei vinili dal numero 1 al numero 50, poi che ne so, piano piano che li archivio, che ne so, dal numero 51 al 100, così ci vediamo anche qualche copertina. Sono 6000, quindi vengono parecchie live, senza contare poi quelli piccoli che li finirò di archiviare dopo. Questi sono i 45 giri. C'è tante cose da fare, tante cose. Come vedete, andando a mettere a posto, ho trovato pure solo le copertine. Questo per esempio è la copertina, il vinile chissà che fine ha fatto, e così ce ne sono tante. Ce ne ho tante di copertine senza il vinile dentro, purtroppo. Vabbè, negli anni chissà che fine hanno fatto i vinili che stavano qui dentro. Va bene, bando alle ciance. Io, tra l'altro, un'altra cosa che vorrei fare è cercare di fare queste live molto ristrette, molto più veloci,
massimo di una mezz'oretta. Quindi diciamo che ho introdotto un po' quello che sono i miei desideri, quello che volevo fare. Adesso vi parlerò di quello che contiene questo pacco. Allora, circa un mese fa, dai, circa un mese fa ho visto, mi è capitata la pubblicità di alcuni prodotti da andare a vedere sul sito di Vasco Rossi, ok? Tra gli altri prodotti mi ha colpito particolarmente ciò che è dentro questo pacco. E allora ho fatto l'acquisto sul sito di Vasco Rossi, sul sito ufficiale di Vasco Rossi. Con mia grande sorpresa, ovviamente già in fase d'acquisto, quando ho fatto il pagamento, ho visto che la spedizione veniva fatta da un posto conosciuto e molto conosciuto, che è questo. Vedete? discotecalaziale.com. Ok, quindi la Universal, che si è occupata della, diciamo, della gestione degli ordini di quello che c'è qui dentro, dei vinili. Ovviamente lo sapete adesso che sono dei vinili. Vedete, questo è il simbolo della discoteca laziale. Ora dovrò risettare pure tutta la videocamera. E niente, discoteca laziale c'era scritto anche qui, discoteca laziale, vedete, come mittente di questo pacco. E così potremo anche vedere, guardate, la solidità dei pacchi della discoteca laziale, ok? Quindi questo è stato imballato al piano di sopra, dove si occupano delle, diciamo, delle spedizioni e del commercio online dei vinili, al piano di sopra della discoteca laziale, che è sita in Roma, alla fermata che viene definita i laziali del treno delle Ferrovie dello Stato, in via Giolitti, vicino Piazza Vittorio. E qui noi ci occupiamo quindi con il nostro fedelissimo, che non ci lascia mai oramai da tanti anni, coltellino rosso. Con il nostro coltellino rosso andiamo ad aprire, a sballare. Allora, qua e qua, ok, volevo anche tagliare di qua e di qua, proprio per vedere. Allora, di qua non si apre, quindi si va ad aprire di qua. E quindi noi, sempre con il coltellino rosso, fedelissimo, andiamo a tagliare anche qui. Allora, vediamo l'imballo della discoteca laziale. Si apre così, vedete? Poi si apre così e si può prendere ciò che c'è dentro. Ok, guardate un po'. Io ho quasi tutta la discografia di Vasco, mi manca soltanto Vasco Roma Live, il concerto al Circo Massimo di Vasco Rossi, che attualmente si trova però ad un prezzo ancora eccessivo. Io questo, mi conoscete, non ci riuscirò mai ad aprirlo. Comunque questo è un cofanetto di ben 4 vinili tutti colorati, e mi sa che adesso la videocamera, vabbè, lì c'è scritto sopravvissuto, ok, supervissuto, scusate, supervissuto Vasco Rossi. Dalla, diciamo, è stata fatta una biografia di Vasco Rossi, e questa è la colonna sonora legata a quella biografia, che mi sembra stia su Netflix. Ok, allora, compatibilmente con gli occhi che mi stanno abbandonando, e quindi prima o poi mi troverete con gli occhiali, purtroppo, perché io non, ho provato pure a portare gli occhiali da sole, non c'è niente da fare, a me danno fastidio. Però vediamo un po'. Allora, gli sbagli che fai, LP1 lato A, cioè gli sbagli che fai inedito. Poi c'è sta Ed il tempo crea eroi live da Modena Park. Modena Park è quel concertone, uno dei più grandi, secondo me il più grande che ha fatto Vasco Rossi. Io ho anche tutti e 5 i vinili di quel concerto che ha riempito Modena, perché
c'era talmente tanta gente, si vedono le fotografie, è stato un qualcosa di memorabile, diciamo, nella carriera di Vasco Rossi. Jenny è pazza, live da Rewind. Alba Chiara live da Fronte del Palco Live. Tra l'altro, ecco, Fronte del Palco Live sono anche altri due vinili degli anni 90. Secondo me è uno, cioè, per quanto mi riguarda, è il mio concerto preferito, Fronte del Palco Live di Vasco Rossi, non c'è niente da fare. E poi c'è Colpa d'Alfredo live, appunto, da Modena Park. Poi sempre il primo LP, lato B, c'è Anima Fragile live da London Instant Live. Poi c'è Siamo Solo Noi live da Non Stop Live. Poi c'è Ogni Volta live da Modena Park e Canzone live da Live from Kingdom 2011. Secondo LP c'è La Noia live Tutto in una notte Livecom 2015, il Livecom. Vita Spericolata live Fronte del Palco Live. Bollicine live da Rewind. E va bene così live da Siamo Solo Noi 10/7/90. Pure questo è un bellissimo concerto che ha fatto San Siro 10/7/90, quindi 10 luglio del 90. La copertina del vinile la ricordo con affetto perché è una copertina tutta bianca che diciamo in controluce si vede perché è in rilievo scritto live San Siro 10/7/90, San Siro 10/7/90, e ci sono le firme di tutti i compagni che mi hanno regalato quel disco. Ok, poi lato B del secondo vinile c'è Ti taglio la gola, Roma Circo Massimo. C'è chi dice no, Roma Circo Massimo. Blasco Rossi da Rewind, sempre tutte live, queste tutte live. E poi sempre disco 2 lato B, Ridere di te live da Fronte del Palco. Ok, poi l'LP 3 lato A c'è Liberi Liberi, Vivere, Gli spari sopra e Senza parole. Queste non sono live. Terzo LP lato B, Un gran bel film, Sally dall'altra metà del cielo. Poi Gli angeli e Quanti anni hai. LP 4 lato A, Siamo soli, Un senso dall'altra metà del cielo, Il mondo che vorrei e poi E già. Poi LP 4 lato B, L'uomo più semplice, Se ti potessi dire, una canzone d'amore buttata via, grandissimo successo che si sente attualmente per radio. Ok? Quindi questi è un cofanetto di 4 vinili tutti colorati, 4 vinili colorati, edizione 2023, Universal Music, è inutile andare a sballare questi 4 LP per farvi vedere dei pezzi di plastica. A me conviene tenerlo imballato perché io lo prendo più che altro per collezione. Ok? Ovviamente c'è l'autorizzazione della EMI e come vedete, come vi ho detto, c'è anche il simbolo di Netflix, perché vedete, EMI, Universal Netflix va in onda appunto questa serie, questa biografia di Vasco Rossi che si chiama Il Supervissuto. Ok? Quindi bellissimi brani, abbiamo visto che contiene dei brani molto molto belli questo cofanetto. 4 LP ovviamente prodotto da Vasco Rossi, in un cofanetto, guardate che bello, molto bello. Qua ci sono 2 gatefold, cioè queste ognuno si apre poi a metà e ci sono in ognuno 2 vinili, molto 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 bello. Si trova anche intorno ai 70 euro su Amazon, magari metto il link qui sotto in descrizione, la versione 4 vinili neri. Ok, 4 vinili neri su Amazon li hanno messi. Penso che sia sempre la discoteca laziale a venderli, però non ne sono sicuro. Comunque l'imballo della discoteca laziale merita sempre, come vi ho detto. Se avete la possibilità e siete di Roma, andate a visitare periodicamente la discoteca laziale, ok?
perché ne vale veramente la pena. Diciamo, detto questo, non c'è nient'altro che io volevo aggiungere a questa live, se non che prossimamente troverete tanti sfogliamo insieme Anime Cult, sfogliamo insieme, che ne so, questo che era Ranma, il fumetto Ranma anni 90, che ne so, poi quando sono tanti numeri ne sfogliamo, che ne so, 20-25 insieme, ok? Poi mi attrezzerò anche con magari un'altra camera che inquadra, nel caso o il vinile o il fumetto lo inquadra meglio, magari lo metto qui sul tavolo, qualcosa, e lo inquadriamo meglio con la telecamera in modo da vederlo più correttamente, ok? Questi sono tutti i progetti che io avevo dietro, ma bisognerà piano piano che mi dedico a realizzarli, ok? Questa live, diciamo, è stata molto veloce come volevo io, come intendevo io. Abbiamo sballato il supervissuto, come avete visto non vi ho fatto vedere la mia collezione di vinili vecchi, andare ad analizzare vecchie copertine, diciamo in alcuni casi lo farò ancora, in altri casi no, ok? Questo è quello che volevo dirvi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Un attimo solo che devo andare a preparare la sigla finale. Vediamo un po'. Allora, la sigla finale. Allora, eccola qui. Ok, andiamo. Ok, allora sono le 11:51, questa live è durata pochissimo, è durata neanche 20 minuti, è quello che volevo io. Quindi ci diamo appuntamento alla prossima live, che questo non cambierà mai. Quando avrò un attimo di tempo mi troverete in live. Tanto le live io le lascio registrate sul mio canale YouTube, quindi le troverete sempre lì, ok? Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima live. Ciao a tutti, ciao!